Buonasera, sono Alberto Veneziano della Fluidsider, sono un tecnico, la Fluidsider è un'azienda non tanto distante da qui, di San Giovanni al Tisone, e che produce sistemi di fissaggio, progetta e produce sistemi di fissaggio che possono essere ancoranti, chimici, metallici, plastici e anche viti. Ho sentito prima l'ingegnere Aurioli parlare tanto di hold down, ho portato un esempio direttamente qui perché così possiate vedere realmente. Ci occuperemo in questa presentazione semplice da parte nostra di sostanzialmente quali sono i sistemi di fissaggio con i quali potete connettere la struttura in legno tra se stessa, fra le travi, e anche la connessione della struttura in legno dell'edificio alla platea base in calcestruzzo. Diciamo che le unioni metalliche normalmente sono regolate dall'Eurocodice 5. Qui ci sono delle schematizzate le varie connessioni previste nell'Eurocodice 5 che vado di seguito a vedere. Quello che noi andiamo a vedere, abbiamo deciso di partire dalla connessione della struttura alla platea base in calcestruzzo, che avviene appunto con gli hold down che ha presentato già in modo abbastanza esaustivo l'ingegnere prima. In questa foto potete vedere uno schema o come avviene il collegamento alla platea. Poi c'è anche il materassino per i discorsi dell'umidità che potete vedere qui. Lo schema base per fissare la struttura alla platea sostanzialmente avviene tramite l'hold down, tramite le viti o i chiodi sulla parete in legno e tramite un ancorante che viene fissato alla base in calcestruzzo. Poi gli ancoranti possono essere di diverse tipologie, già qui ne vedete due, c'è il puntatore, no? Prima mi sembra l'ingegnere Aurioli abbia parlato solo di ancorante chimico, ma in effetti esistono anche gli ancoranti metallici. Ecco, andiamo a vedere quali sono questi tipi di ancoranti per eseguire. Qui avete una serie di possibilità per diversi tipi anche di hold down, per esempio questo che è alla vostra, se non sbaglio, destra, sono hold down che sono saldati, sono un attimino, hanno una resistenza maggiore. Questi sono hold down tra virgolette con piastra nervata. Le possibilità che ci sono di fissarli alla base in calcestruzzo sono con queste barre che poi vengono annegate con le resine, oppure ci sono i vari fissaggi metallici che sono costituiti da differenti tipologie. Ci sono anche le viti calcestruzzo, esistono. Mentre l'hold down viene fissato con quelle che sono le viti oppure i chiodi. Prima abbiamo visto dei chiodi snervati, così noi per la poca esperienza che abbiamo possiamo dirvi che le viti hanno una resistenza maggiore. Beh, comunque non scopriamo nulla, anche se sono più difficili da applicare, ma magari possono far parte di un progetto per resistenza sismica più importante. Pardon. Come dicevo prima, vediamo un attimino quali sono gli ancoranti che si possono utilizzare per fissare l'hold down a terra, quindi l'unione metallica a terra. Ci sono varie tipologie, una di queste tipologie è data da questo tipo di ancorante, che poi vi faccio anche vedere, è un po' piccolino, ma abbiamo portato questo. Questi ancoranti come funzionamento vengono fissati tramite avvitamento ed espansione metallica della parte della fascetta, e soprattutto la cosa importante è che così si è parlato tanto di sismico, non perché adesso è avvenuto questo evento in centro Italia, ma gli unici sistemi di fissaggio che avete visto certificabili secondo diciamo a livello sismico sono proprio gli ancoranti sia metallici che chimici. Esiste una guida europea dal 2013 e la nostra azienda si è adeguata. Se notate c'è anche vicino ai nostri prodotti questo marchietto CE che certifica, e anche questi marchettini, questi loghi Seismic certificano gli ancoranti e possono essere utilizzati in zone sismiche
dopo nelle ultime slide vedremo anche come la suddivisione di dove possono venire utilizzati a seconda del tipo di edificio. Un'altra tipologia è questa tipologia qui, questo ancorante metallico, differente dal precedente soltanto per costruzione. Diciamo che ha il diametro della filettatura, il diametro esterno dell'ancorante, esattamente come il diametro che andiamo a fare nel foro del calcestruzzo, e ha il vantaggio di essere applicato attraverso l'hold down. Possiamo dire che per questa tipologia esiste sia la versione in acciaio che anche la versione in acciaio inox. Vediamo un attimino anche quali sono gli ancoranti chimici da poter utilizzare sempre per questo tipo di connessione. Abbiamo questa tipologia che vado soltanto a definire come ancorante epossidico. Anche questo è certificato secondo le regole per i prodotti sismici, che sono anche non facili da superare i test di certificazione. Dopo vedremo che all'interno di una stessa gamma di prodotto non tutti gli ancoranti riescono ad ottenere la categoria C2, che è quella più elevata. Il vantaggio di utilizzare l'ancorante chimico è che potete avere che è certificata per più profondità di ancoraggio, quindi io posso aumentare la profondità di infissione del calcestruzzo e aumentare la resistenza a estrazione. Visto che abbiamo visto prima che l'hold down lavora a trazione, ci sono dei casi in cui potete utilizzare l'ancorante chimico che ha questo vantaggio. Si può arrivare anche tranquillamente alla rottura del metallo o utilizzare un metallo con una classe superiore, che può essere un 8.8 piuttosto che un 6.8 o un 4.8. Uno dei vantaggi dell'ancorante epossidico, che abbiamo notato in qualche cantiere recentemente, l'abbiamo proposto perché d'estate ci fa molto caldo e l'ancorante epossidico ha il vantaggio di solidificare ha un gel time più lungo, cioè solidifica diciamo circa in un'ora con una temperatura di 30 gradi, quindi per il posatore è vantaggioso, altrimenti è obbligato o si fa il lavoro in due o lui deve essere velocissimo nel fare il foro, riempire il foro e mettere la resina, altrimenti con altre tipologie di resina la solidificazione è molto più veloce d'estate, come per esempio la tipologia vinilestere che vedete adesso, che al contrario può essere utilizzata per esempio d'inverno, dove i tempi di gel time magari a 20 gradi o a 10 gradi sono molto più veloci, e quindi è conveniente utilizzare questa tipologia, che comunque è anche certificata in zona sismica. L'ultima parte, ci sono appunto gli hold downs che avete visto prima. Uno di questi è questo qui, che è abbastanza grande, quindi abbastanza lungo, e questo viene fissato con le vitine poi alla parte legno che vedete qui, no? Notate sempre che abbiamo tutti questi loghetti, bei loghetti, marcatura CE, però anche se vedete anche le viti necessitano obbligatoriamente di essere marcate CE, penso che questo siete già a conoscenza, mentre qui c'è la normativa per il prodotto vite, mentre gli hold downs non hanno una normativa EN, ma hanno una guida con la quale vengono certificati certi tipi di valori e resistenze. La connessione poi, che è stata anche prima raffigurata in più volte, delle varie parti della costruzione, quindi in legno, che può essere di tipo normale o può essere a pannelli che avete visto prima, XLAM, si possono utilizzare viti legno che anch'esse hanno il loghetto, il marchetto, la marcatura CE. Queste viti, per vostra informazione, hanno una serie di vantaggi applicativi, uno tra i quali non necessita il preforo, essendo lubrificate, però hanno una fresatura in punta, cioè hanno una facilità di installazione differente alle tipologie classiche che si conoscono, che sono per esempio i tirafondi, dove necessita il preforo, per cui non si mette neanche in tensione la fibra del legno. Sono tutte viti che conoscete. Questa tipologia raggruppa un attimo
i vantaggi di quella precedente, però ha già la testolina stampata e come vedremo dopo diciamo, è conveniente perché poi nella resistenza aumenta molto la resistenza nella parte fissata, aumenta sia la resistenza a trazione che anche al taglio. Dopo vedremo un esempio di una prova al taglio e noterete la differenza. C'è un'altra tipologia di vite che esiste sul mercato, che non abbiamo solo noi ovviamente, ma questa è una vite molto interessante perché il fissaggio dei due elementi viene fatto dal filetto, essendo a filetto totale, la testolina va scomparsa e quindi può essere utilizzata come rinforzo di una trave oppure come rinforzo o cucitura di una parte sezionata della trave o della parte dove si può fare uno scanso o anche utilizzata come connessione. Queste sono le tipologie che vi parlavo anche prima, con queste potete fare altri tipi di connessioni, per esempio con le barre filettate oppure con i bulloni, fare le connessioni di più parti, di 2 o 3 parti di elementi lignei. Queste sono quelle viti che si conoscono già, che hanno le loro norme DIN, ma in qualche maniera hanno diverse classi di resistenza con le quali potete voi dimensionare il vostro tipo di connessione. Non voglio soffermarmi sulla rondella, ma la rondella, essendo di tipo largo, ma avete visto prima, c'era quel fallimento di quelle piastre metalliche, aumentando o inserendo una rondella metallica semplicemente aumentate di molto la resistenza anche di una piastra, quindi che non va più a snervare ma magari riuscite a tenerla giù, è molto importante, come anche per il rifollamento che andate ad aggiungere al dado per fare la connessione. Tipologie di connessione acciaio-legno, esistono delle staffe piastre, ecco, queste sono tipologie che abbiamo visto prima, si possono fare queste connessioni sia legno-legno tramite queste staffe o anche legno calcestruzzo. Questi sono degli esempi pratici, ma sostanzialmente che vanno a connettere sia due parti in legno, che possono essere pannelli o possono essere travi, o anche a connettere le travi in legno con una costruzione normale su basamento in calcestruzzo. Queste sono le tipologie esistenti, ci sono sempre i loghetti sotto, non sempre sono obbligatori, però non mi addentro troppo sull'obbligatorietà perché poi magari si fa un po' di confusione. Diciamo soltanto che anche il decreto ministeriale va via velatamente, ma dice che i componenti dovrebbero avere tutti la marcatura CE, però noi ce l'abbiamo. Come ultima, anche se ho visto prima che all'ingegnere Oriolo non piaceva molto il calcestruzzo, volevo segnalarvi la possibilità di aumentare, risanare, aumentare la rigidezza di solai, eseguendo il solaio legno collaborante tramite mezzo connettore. Queste sono le possibilità che si possono realizzare sia con edifici esistenti sia con strutture nuove. Questa è diciamo, la fase diciamo, del getto sopra il solaio in legno. Sotto ovviamente avremo le travi, avremo il tavolato, potrete notare il materassino traspirante, si nota la rete metallica e poi i connettori, che qui giustamente sono anche sfalsati, non sono esattamente in linea. Normalmente voi conoscete questo tipo di connessione, viene realizzato con della resina epossidica, un ferro di armatura piegato a L. Tuttavia esiste anche un'altra possibilità, o esistono delle possibilità sul mercato. Noi proponiamo questa tipologia che abbiamo sviluppato insieme a un nostro collaboratore che è molto esperto nel settore, che è qui presente in sala, si può dire il nome? Che è l'ingegner Zennaro, che è qui presente in sala, che saluto e ringrazio di essere venuto. Lo abbiamo sviluppato e brevettato assieme e lo abbiamo anche certificato, per cui questo tipo di connettore certifica il valore di taglio e con il quale poi voi potrete fare, o noi potremmo farvi il calcolo per quanto riguarda la ripresa di getto e questo solaio collaborante. Tra l'altro il solaio collaborante, credo sappiate meglio di me, se ben realizzato aumenta
la resistenza al sisma della struttura, quindi sì, ben realizzato ovviamente, e aumenta sicuramente la resistenza termoacustica della struttura. Un piccolo accenno velocissimo, visto che abbiamo visto tutti quei marchietti sui sistemi di fissaggio, velocissimo solo per darvi quello che è un momento, sono le norme di riferimento dei sistemi di fissaggio che ritengo conoscerete, ma ho schematizzato, ma prima di mettere questo loghetto CE, che poi lo trovate se non sbaglio anche sulle travi, se non sbaglio, c'è tutto un iter per cui da quando è entrato in vigore il regolamento prodotti di costruzione in Europa bisogna rispettare un iter per cui alla fine del quale si può mettere la marcatura CE sui prodotti, marcatura che viene applicata sulla scatola o direttamente sul prodotto. Diciamo che da quando è stato inserito il regolamento prodotti a costruzione, cioè nel 2013, il 1° luglio 2013, è diventato obbligatorio, questo che vedete sotto marcatura CE, il DOP, cioè il produttore deve realizzare un documento che poi deve essere pubblico, nel quale si assume la responsabilità sulle prestazioni certificate e quindi dichiarate. Vi faccio un esempio, non so se si vedrà benissimo, questo è un esempio di Declaration of Performance, dichiarazione di prestazione, dove all'interno qui sotto trovate tutte le prestazioni del prodotto. In questo caso si tratta di una vite di questo genere qua. Veniamo a quello che è un attimo il quadro normativo che è stato già spiegato bene prima dall'ingegnere Auriola. Io soltanto vi do i riferimenti avendo l'ancoraggio delle norme differenti rispetto all'Eurocodice 5. Mentre le viti, le staffe, le piastre vengono regolate dall'Eurocodice 5 o dal decreto ministeriale norme tecniche sulle costruzioni, troviamo che gli ancoranti metallici e gli ancoranti chimici invece sono regolati dall'Eurocodice 2. Attualmente, per quanto riguarda la progettazione statica, la progettazione sismica, si riferisce a un technical report. La resistenza al fuoco, un altro technical report. Ecco, sappiate che per fortuna hanno deciso, e probabilmente entro fine quest'anno o inizi anno prossimo, il tutto sarà riunito per fortuna in un unico Eurocodice, che sarà l'Eurocodice N1992/4, che farà parte dell'Eurocodice 2. Quindi potrete utilizzarlo per fare tutto il dimensionamento, anche sismico e di resistenza al fuoco dell'ancorante. La progettazione degli ancoranti, anche se ci sono diverse tipologie di guide che qui vi riporto, avviene con la stessa metodologia. Si va a verificare quella che è la rottura più fragile fra tutte queste che vi riporto, tutti questi schemetti che vi riporto, sia alla trazione che al taglio. Sostanzialmente vengono paragonati, vengono calcolati i metodi di rottura nel calcestruzzo dell'ancorante e viene scelta la metodologia o la tipologia di rottura più fragile tra tutte queste, quindi la rottura dell'acciaio, ci può essere il pull out, la rottura del cono del calcestruzzo, qui vediamo poi una foto reale del nostro laboratorio, la rottura per spaccatura, questa può avvenire quando ci sono spessori di cemento minimi o bassi. Al taglio la stessa cosa, possiamo avere la rottura netta dell'acciaio oppure il braccio di leva, il momento flettente della barra, la rottura per scalzamento, pry out, che sia la rottura del calcestruzzo, oppure la rottura se si spinge verso il bordo. Ecco. La progettazione sismica invece, come vi dicevo prima, segue il technical report, per quanto esiste solo oggi come oggi soltanto per gli ancoranti metallici e sismici. Non c'è nessun'altra guida in Europa o in Italia, non esiste una norma che certifichi il prodotto a livello sismico. Esiste solo per gli ancoranti chimici o metallici. Vengono certificate due categorie, possono essere certificate due categorie. La categoria C1 è quella più bassa, si va fino a una fessura di 0,5 mm nel calcestruzzo viene aperto, oppure una categoria C2 che è molto più elevata.
troverete, come ho detto prima, ancoranti nella stessa gamma, un ancorante M8 che non è riuscito ad ottenere la categoria C2, ma un ancorante M10 o M12 sì, all'interno della stessa gamma, come è successo per questi o per quello più piccolo, che ne abbiamo anche più grandi. Ecco, poi si vede, adesso va di moda mettere dentro, sì, la cartina sismica, no? La mappa sismica un attimino dell'Italia, non so se sia l'ultima giornata, però nel Technical Report, oltre al dimensionamento che potete effettuare dell'ancoraggio con prestazione sismica, quindi soltanto quelli certificati, trovate anche l'abbinamento con il quale potete diciamo accoppiare l'intensità del sisma, che la trovate qui in questa, non so se si vede questa tabellina abbastanza bene, l'intensità del sisma, che poi la ritrovate qui nella mappa sismica, l'intensità del sisma e la tipologia della costruzione. Quindi bisogna accoppiare, unire, diciamo, la certificazione, per esempio categoria C1, con una abitazione ordinaria, normale, mentre per esempio un'abitazione o una costruzione, una struttura importante che potrebbe essere un ospedale piuttosto che una centrale elettrica, bisogna accoppiare soltanto ancoranti certificati in categoria C2. Non mi dilungo troppo perché abbiamo già visto prima che l'Eurocodice 2 regola la progettazione, il dimensionamento. Volevo solo farvi notare come la prima figura in un accoppiamento semplice sottoposto sotto taglio, queste sono prove che abbiamo fatto nel nostro laboratorio, la testolina normale penetra nel primo elemento fissato, mentre la testolina con rondella, oppure quella che abbiamo visto prima, riesce a resistere. Quindi già qui si aumenta un attimino la resistenza al taglio della connessione. Questa è una rottura tipica di 3 elementi accoppiati, o comunque la deformazione di una barra semplice e il rifollamento che potete notare. Per quanto riguarda, prima l'ingegnere Uriola aveva detto che il legno è formato da praticamente parti che sono fibre lunghe, la crescita, eccetera, eccetera. Nell'Eurocodice 5 ho notato che il calcolo viene fatto con questo FXK. Sappiate che nelle certificazioni che abbiamo vengono certificati 2 valori, uno lungo la fibra e uno attraverso, quindi potete utilizzare questi valori per effettuare i vostri calcoli. Queste sono la tipologia di staffa, ci sono prove e test fatti nel nostro laboratorio, anche qui si certificano una serie di valori, tra cui il carico trazione e taglio della staffa, e anche qui bisogna fare attenzione che ci può essere un cedimento differente a seconda del numero dei fissaggi utilizzato, che saprete meglio di me, o della tipologia di supporto, se è calcestruzzo o se è legno. Quello che possiamo offrire come azienda di supporto a voi progettisti, sostanzialmente per quanto riguarda l'ancoraggio nella base calcestruzzo, quindi la platea dell'hold down, quindi la struttura in legno, possiamo aiutarvi tra virgolette con il nostro software di calcolo che sostanzialmente tra l'altro lo potete scaricare gratuitamente da internet, vi può aiutare nel dimensionamento della vostra staffa di ancoraggio, se non è una staffa diciamo reperibile sul mercato o una staffa che voi andate a progettare, vi può aiutare sia per gli interassi e sia per lo spessore della lamiera, perché se utilizzate interassi troppo piccoli, spessori troppo fini, il software non vi dà una risposta, quindi vi aiuta ad aumentare per esempio l'interasse o aumentare lo spessore della staffa. Oggi come oggi è in continua evoluzione e lo potete scaricare nell'ultima versione, di volta in volta lo trovate sotto il nostro sito, include la progettazione sismica, include la profondità ottimale col chimico, visto che abbiamo detto che si può andare più in profondità. Avete differenti tipologie di staffa, rettangolare, circolare, piuttosto che a 8-9 fori.
La grafica all'interno la trovate in 3D, quindi potete spostare il vostro modellino. Quello soprattutto che è interessante è che offre un report finale dal vostro progetto, vi scarica la relazione in PDF ed è personalizzabile con il nome, eccetera, eccetera, del progetto vostro, quello che qua c'è un esempio che non credo si veda molto bene, però abbiamo fatto un esempio di abbiamo simulato una staffa, un hold down con 2 ancoranti e abbiamo ipotizzato un carico sismico in categoria C2, quindi la peggiore situazione, con 2 componenti che agiscono al taglio e una componente un momento flettente, come avevamo visto prima. Questi hold down sono sottoposti a flessione. Il software vi dà una risposta diciamo, scusatemi, paragonando le modalità di rottura che abbiamo visto prima, sceglie chiaramente la modalità di rottura più fragile. Qui sotto non si vede molto bene, sceglie quelle 2 più fragili. In questo caso c'era una rottura per sfilamento dell'ancorante e c'era una rottura al taglio per pry out, scalzamento, quindi nel caso di in effetti l'hold down potrebbe dare lo scalzamento, rottura del calcestruzzo alla base. Come altro supporto che possiamo darvi direttamente dall'azienda, qui non si tratta di un software, vi diamo una relazione di calcolo per quanto riguarda quella connessione che abbiamo visto prima, che sono i sollai collaboranti. La facciamo sempre tramite il nostro ingegnere collaboratore qui presente. Dobbiamo soltanto qui metterci in contatto telefonico via email, avete soltanto da compilare un form semplicissimo con i dati della vostra struttura e nel giro di 2 giorni vi ritorniamo una relazione di calcolo, qui ho scritto gratuita, anche abbastanza veloce, entro 2 giorni. Di solito vengono rispettati i 2 giorni dall'ingegnere, quindi è un plauso che gli facciamo. All'interno trovate sia lo schema di posa, che è importante perché bisogna rispettare le distanze fra i fissaggi, che in questo caso si tratta di questa tipologia di connettore, e anche rispettare lo sfalsamento per evitare tensione. Anche quando si rispettano le distanze siamo già a posto, ma quando si sfalsano siamo ancora a favore di sicurezza per evitare una rottura fragile, una fenditura della trave in legno. Ci può essere anche che non sia fattibile l'intervento, ma l'esperienza del nostro ingegnere, che conosce molto bene gli edifici, soprattutto quelli vecchi, vi può dare il supporto anche telefonico su questo tipo di lavoro. Prima di salutarvi e anche di ringraziarvi, volevo dirvi che tutta la nostra documentazione, che sono le certificazioni, sono le schede di sicurezza dei prodotti, le schede tecniche dei prodotti, il software di calcolo, sono scaricabili gratuitamente da internet senza bisogno di password o quanto. Io vi ringrazio, avrei anche finito.